Buon pomeriggio dal Palasport di Pieve di Soligo, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova e allora andiamo subito a introdurre quello che vedremo, quello che vedrete naturalmente ai nostri schermi. Siamo alle finali di Coppa Italia per quanto riguarda la Serie D e allora questa sera si laureeranno campioni regionali, in campo la Duna di Casalserugo e poi la formazione della Pluvitec Volley Legnago Verona. Queste due rappresentanti provinciali sono giunte a questa finale che si disputerà appunto in quel di Pieve di Soligo. Il Palasport di Pieve di Soligo che ospita sia questa giornata che la giornata di domani. Chi vince oggi rappresenterà il Veneto poi per giocarsi contro il Friuli Venezia Giulia. Si giocherà fino all'ultima settimana di luglio, poi a Montegrotto Terme dal 26 al 28 luglio. E allora tra poco gli starting six di partenza per quanto riguarda le due formazioni che vedremo in campo. Arbitreranno l'incontro primo arbitro la signora Viabiane Eleonora, coadiuvata dal secondo Miolo Riccardo del Comitato Provinciale Treviso Belluno. Segnapunti sarà Chiara Rizzardo. Vede già entrare in campo lo starting six di partenza di Casalserugo con il numero 2 Pravato, con il numero 4 Costa, con il numero 11 Sartorato, con il numero 12 Berzaghi, con il numero 13 Convento. Berzaghi, tra l'altro Matteo Berzaghi, classe 2001, è il capitano della formazione. Vi dicevo, con il numero 13 Michele Convento, con il numero 18 Barison. Il libero è Thomas Fabian, vediamo se è stato confermato. Questo per quanto riguarda il sestetto che vedremo in campo. Sono adesso quelli dell'Holly Beach Verona Pluvitec Volley Legnago ad essere presentati, con il numero 1 Federico Vicentini, palleggiatore capitano, poi Segala con il numero 2, con il 4 Bissoli, con il 7 Cristofoli, con l'11 Bottez, con il 12 Stefano Fontana, poi con il numero 21 De Veis. Questo il sestetto più il libero naturalmente che andranno a giocarsi questa gara, questa finale, una finale importante. Finale importante, vi dicevo, che spalancherà le porte poi insomma ad una piattaforma ancora più importante per quanto riguarda appunto la possibilità di andare avanti nella categoria e soprattutto poi per arrivare fino all'ultima settimana di luglio a Montegrotto Terme, ripeto, dal 26 al 28 luglio, quando si terranno appunto le finali nazionali. Bene, andiamo a seguire il gioco e allora subito la prima palla per il Montegrotto, che mette quasi subito in difficoltà la ricezione della formazione di Verona. Poi il primo attacco è di Pravato che mette giù il pallone in lungolinea
ed è il primo punto per la compagine di Casalserugo, che va sull'1-0, va al servizio adesso ancora Casalserugo. La battuta è buona, adesso si gioca in ricezione poi l'attacco del numero 21 De Veis, che mette giù dalla parte opposta il pallone, quindi c'è il pareggio 1-1 per le due formazioni attualmente in campo in questa calda giornata qui a Pieve di Soligo. È buona ricezione, altrettanto può giocarla ancora con il tentativo di pallonetto non riuscito, si rigioca ma è sbagliata il bugger per cercare l'impostazione ancora per trovare dalla seconda linea. Adesso è buono l'attacco dalla seconda linea di Verona con Bissoli che mette a terra il secondo pallone della gara. 2-1 con Vicentini che va al servizio e il palleggiatore nonché capitano appunto della formazione di Verona schianta il pallone sulla rete, quindi nulla da fare. 2-2, situazione di parità, e allora adesso va in battuta Costa con il numero 4. Il servizio è buono, lo riceve con qualche difficoltà di ricezione, ancora un po' di confusione poi in bugger dalla parte opposta, quindi può attaccare ancora Casalserugo e lo fa molto bene. Chiude Sartorato mettendo giù questa palla, anche perché dalla parte opposta l'Olibic Verona non era riuscita ad impostare e a far giocare i suoi attaccanti per ben 2 volte, quindi vita facile per Casalserugo. 3-2 per il momento nel primo set di gioco, ancora in difficoltà la ricezione dell'Olibic con questo tentativo adesso di attacco, ancora questa volta il muro funziona il muro della Pluvitec Volley Legnago, palla che il primo arbitro dice che è terminata all'interno del campo e quindi c'è la situazione di parità 3-3. Si erano arrabbiati un po' Pravato e un altro giocatore appunto del Casalserugo, perché secondo loro il pallone era terminato fuori. Non ci sono check, non ci sono possibilità naturalmente di andare a vedere con i meccanismi che la tecnologia offre, quindi ci si deve fidare per forza giustamente dell'arbitro. In bugger e poi l'attacco senza problemi dalla parte opposta, può rigiocare ancora la formazione, sì, con il numero 7 Cristofoli che finalmente trova e prova a giocare questo pallone con la compagine che vede ancora un 4-3 per la compagine di Legnago. Ecco la battuta, è buona ma termina sulla rete e quindi nulla da fare. 4-4, ancora situazione di parità. Va al servizio Riccardo Pravato, giocatore del 2000. Riccardo Pravato sul 4-4 e la battuta al salto anche per lui sulla rete, quindi nulla di fatto. 5-4 avanti di punto a punto con De Veis adesso per il Volley Legnago, che prova a scuotere i suoi, portare il pallone dalla parte opposta, si rigioca ancora, è buono questa volta l'attacco, altrettanto non buono invece il muro, che è andato a colpire e a trovare il pallone molto alto, non riuscendolo a mettere dalla parte opposta del campo, e quindi nulla di fatto. 5-5, situazione ancora di parità. 7 che non è entrato ancora nel vivo più totale, palla su palla, insomma punto su punto, nulla di fatto. 5-5, la battuta ancora senza difficoltà, la ricezione per questo attacco sulla rete. Vediamo che cosa ha visto l'arbitro. Ha visto infatti un'invasione e un tocco a rete da parte del giocatore. Ecco le nostre immagini che con il replay vanno, sì, avete visto il tocco a rete per quanto riguarda il numero 7 Cristofoli, che ha toccato la rete, quindi nulla di fatto. 6-5 per la compagine di Casalserugo, con qualche difficoltà in bugger, prova a risolvere tutto, la palla però termina fuori, dice l'arbitro, e
La schiacciata molto violenta, però è terminata fuori di non molto, e allora prova Casalserugo a prendere un leggero vantaggio, si porta avanti di 2 punti, 7-5. Allora prova Sartorato a provare e ad allungare nuovamente. Eccolo qui Sartorato del Casalserugo che va alla battuta, la mette dalla parte opposta. Può giocare ancora Verona con questo tentativo di schiacciata dal centro, nulla da fare perché la palla rimane nel campo di Verona e Botez si accusa di aver sbagliato, nonostante forse l'alzata non sia stata delle migliori, troppo sotto forse, con qualche difficoltà per il giocatore per poterla giocare dalla parte opposta. 8-5 ancora con il tentativo di riportarsi sotto, e questa volta ci riesce la formazione veronese che va a schiacciare questa palla con il solito Giorgio Bissoli che mette giù il pallone. Ecco qui il replay che vediamo dalla nostra regia, il tocco a muro che non tiene, palla che termina abbondantemente sul fondo per dare il 6° punto alla compagine di Verona. Va in battuta Mattia Cristofoli, è uno dei vecchi, tra virgolette, 93, e quindi la battuta è lunghissima, però è nulla da fare, sprecata questa occasione per potersi riavvicinare. 9-6, 9 punto per la compagine di Casalserugo che ci prova ancora con Michele Convento adesso dalla battuta. Ecco il caricamento del giocatore, la battuta al salto che è aiutata dal nastro notevolmente perché sembrava essere rimasta nel proprio campo, invece è andata dalla parte opposta. Trova un punto abbastanza fortunato, però insomma nel volley c'è anche questo. 10-6 e ancora Sartorato al servizio. Buona la ricezione che con qualche difficoltà riesce Vicentini a tenere ancora per l'attacco di Botez che mette dalla parte opposta, e quindi 7° punto per la compagine di Legnago che va al servizio adesso con il proprio giocatore. È buona la battuta, si impegna in bagger dalla parte opposta, sprecato un po', fortunatamente per lui ci pensa Botez che si sta dimostrando quello più in partita, è entrato subito in partita, aveva sbagliato proprio il giocatore che è in battuta adesso, la sua ricezione era stata non buona e aveva messo in difficoltà la sua squadra. Adesso palla che termina lunga, Giorgio Bissoli è uno dei più anziani, è un classe 1991, quindi siamo ai 30 anni per quanto riguarda appunto questo giocatore. La parte opposta, la battuta, ancora sì, si può rigiocare, l'alzata questa volta è buona, e altrettanto buono la schiacciata violenta che non lascia scampo alla difesa di Casalserugo. Era Filippo Segala che va a mettere a terra questo pallone per il 9° punto per Legnago. Servizio per Legnago ancora. Alla parte opposta si può rigiocare, ancora l'impostazione con Pravato che spara fuori questa diagonale, nulla da fare, troppo lunga, non è riuscita a chiuderla. La palla che va a regalare il punto numero 10 alla formazione del volley Legnago. Ecco il servizio, passa di poco ma riesce a passare dalla parte opposta, e allora ci prova, va a farsi perdonare l'errore di prima Riccardo Pravato che adesso trova il punto numero 12. 12-10, 2 lunghezze di vantaggio che piano piano ha messo in cascina Casalserugo e cerca di mantenerle naturalmente. Adesso c'è Barison al servizio, la ricezione ancora con qualche difficoltà, si deve spostare molto fuori dalla riga, poi va bene perché l'attacco di Casalserugo viene sbagliato, e allora 11° punto per Legnago che va al servizio in battuta. Ci prova di prima intenzione, riuscita, però
Adesso il pallonetto che viene rigiocato ancora una volta, lunga questa palla che in qualche maniera Vicentini era riuscito a tenere per il proprio attaccante, poi la palla non passa e allora c'è il 13° punto per la formazione di Casalserugo, che va ad allungare ancora 2 punti di vantaggio. Costa al servizio per Casalserugo. Prova ancora a giocare con questo diagonale molto buono, Pravato non ce la fa a tenerla, perché anzi era Costa che non è riuscito a tenere questo diagonale che non va a rigiocare. E allora c'è Segala che va al servizio adesso per il volley Legnago. 13-12, 12 per chi batte, 13 per chi riceve. Bruttissima la ricezione di Casalserugo con Sartorato che si vede piegare le mani su questa battuta di Filippo Segala, che rimane in zona di servizio, zona di battuta, con la partita che è ancora ritornata sui binari della normalità, della tranquillità. 13-13, passo a passo, punto a punto. Ancora nessuno ha preso il là, ha preso il via. È buona questa volta la battuta, brutta la ricezione con qualche momento di confusione dalla parte opposta. Altrettanto fa il libero di Legnago, che mette in difficoltà la sua squadra. Fontana si scusa con i compagni, palla gettata dalla parte opposta senza nessun problema per chiudere il punto numero 14 per Casalserugo. E allora Pravato adesso al servizio, la battuta al salto, Pravato ci riprova, buona, può giocare ancora questa impostazione con l'attacco per il tentativo murato poi dai giocatori del Casalserugo. Ancora l'impostazione d'attacco per quanto concerne Legnago, Murata, e poi si rigioca e adesso il muro funziona bene, quello di Legnago, con 2 uomini che dicono di no al diagonale che voleva andare a terra di Casalserugo, e si ritorna in parità 14-14 nel primo set qui al Palasport di Pieve di Soligo, dove si gioca la finale di Coppa Italia di Serie D. Passa il pallone poi in difficoltà un po' tutte e 2 le squadre. Adesso sotto rete c'è il tocco di Federico Costa per l'invasione fischiata dal primo arbitro, la signora Viabiane Eleonora, coadiuvata, lo ricordiamo, da Riccardo Miolo. Ricezione ancora con molta difficoltà, poi vediamo, ma è buona, la palla non l'avevamo notata, ma è rimasta dentro, un diagonale tagliato molto bene, quindi palla che dà il 16° punto, e c'è il primo time out che chiama Casalserugo sicuramente, perché c'è stato il sorpasso da parte del volley Legnago, e quindi un sorpasso che porta avanti di 2 lunghezze adesso la formazione del Legnago. Vediamo il time out chiesto dal tecnico Antonio Casarin, il primo tecnico di Casalserugo, il secondo è Fabio Stocco. Dalla parte opposta invece abbiamo Roberto Vicentini, primo tecnico, e il secondo è Gianluca Gobbetti. 16-14 si riprende a giocare il primo set qui alla Palasport di Pieve di Soligo, nella finale di Coppa Italia per quanto riguarda la Serie D. Attacco buono di Luca Sartorato, che mette giù questo pallone molto bene. Fatto bene a parlarci sopra il tecnico di Casalserugo, ha ottenuto quello che voleva probabilmente, insomma un gioco un pochino più veloce e un pochino più preciso per quanto riguarda la sua squadra. Al servizio Sartorato sul 15 per chi batte, 16 chi riceve. È buona, un po' lunga, Vicentini ce la fa, mette sulle mani di Botez
un bel pallone, questo centrale che ha risolto parecchi momenti bui, diciamo, del primo set con il servizio di Vicentini, sempre per lui, sempre per Botez dal centro, e ha portato qualche punto in più. Attacco buono, va in ricezione Fontana, poi non riescono a mettere la palla dalla parte opposta, si arrabbia un po' Federico Vicentini, capitano e palleggiatore della compagine del volley Legnago, che regala, possiamo dire, questo punto, 16° punto per quanto riguarda Casalserugo. Va al servizio Convento, Michele Convento, classe 2001. Buona la battuta, altrettanto bene la ricezione di Legnago, poi prova l'attacco in diagonale Cristofoli, ma la palla termina abbondantemente sul fondo del campo e in effetti il suo tecnico voleva che provasse un'altra soluzione per questo attacco. 17 pari ancora, situazione di parità, le due squadre sono lì. Vicentini riesce a giocarla questa palla difficile sotto rete, si rigioca ancora dalla parte di Casalserugo e allora adesso Vicentini ancora che serve la seconda linea con buona intenzione. Filippo Segala mette giù questo pallone, è il 18° punto per la formazione di Legnago, che porta in battuta Giorgio Bissoli al servizio. Primo set di questa gara, di questa finale. Bissoli, buona ricezione altrettanto, può giocarla adesso con l'attacco in diagonale del numero 12 Matteo Berzaghi, il capitano della compagine di Casalserugo, che in diagonale va a lungo. C'è il primo cambio che effettua il tecnico di Casalserugo, è proprio Berzaghi a lasciare il campo, entra Federico Tiozzo, classe 2003, è la prima sostituzione che vediamo nella gara. Buona la battuta proprio sul giocatore numero 2 Pravato, che riesce a metterla dalla parte opposta, poi l'attacco è buono di Federico Tiozzo, che entra bene nel match, quindi allora 19-18 con ancora Federico Tiozzo al servizio per quanto concerne la compagine di Casalserugo. Buona Vicentini, sceglie ancora di andare lungo dalla parte opposta, riescono in qualche maniera a mettere un pallonetto che beffa il muro di Casalserugo e porta a casa il 20° punto la compagine di Legnago, con Leonardo Andrei Botez, classe 2002, che va al servizio. È stato uno dei più prolifici in questo primo set, buona anche la sua battuta. Poi Fabian in difficoltà sulla ricezione da libero, palla che viene rimessa dalla parte opposta ma senza poter attaccare, e allora attacca ancora Verona e lo fa bene, molto bene, 21. Ha preso il largo la compagine di Legnago con, eccolo qui, questo diagonale che non lascia scampo a Casalserugo. E allora buona anche la nostra immagine da questo replay che ci mostra il punto numero 21 per Legnago. Poi la palla non esce bene dalle mani di Botez, è uno dei pochi errori che ha fatto il ragazzo, e quindi adesso va subito a colloquio con il suo tecnico, che gli sta spiegando quello che vuole, probabilmente dalle indicazioni, soprattutto di lavorare meglio a muro, mi pare di aver capito. Bruttissima ancora la ricezione del libero, che mette in difficoltà il libero in bagher ancora, devono buttarla dalla parte opposta senza attaccare, allora attacca Casalserugo ma si trova il muro a 1. Del Legnago, che mette, eccolo qui, l'attacco e poi il muro a 1 molto bello, che dice di no al tentativo di andare a punti. Allora ne approfitta ancora Casarin per chiamare i suoi a rapporto, perché
perché Legnago ha preso un vantaggio di 3 punti e li sta cercando di amministrare per arrivare naturalmente alla vittoria del primo set. Vi ricordo, per chi si fosse messo e posto in ascolto e in visione soltanto adesso, che stiamo trasmettendo dal Palasport di Pieve di Soligo la finale per la Coppa Italia di Serie D maschile. In campo per giocarsi il campionato regionale ci sono quelli di Casalserugo e di Legnago. Casalserugo con maglia blu con bordi rossi, con Legnago invece maglia celeste con bordini bianchi. E andiamo a seguire la battuta di Legnago, che viene rigiocata senza difficoltà e con Pravato poi viene conquistato un punto che porta a 20 la formazione di Casalserugo. Secondo cambio che vediamo, fuori il numero 13 Convento e dentro il numero 9 Edoardo Trovò. E allora secondo cambio che effettua Casaring sul 22-20, 22 per chi riceve, ed eccolo qui ancora con Vicentini che mette una buona palla, poi cerca il pallonetto che non riesce a controllare bene il muro, la palla rimane lì. Si è guardato in aria, i due giocatori erano Sartorato e Pravato, nessuno dei due è riuscito a prendere il pallone. Allora 23esimo punto per la compagine del volley Legnago, che va al servizio violento ma termina sul nastro, termina sulla rete con Pippo Segala, che viene confortato dai suoi compagni, soprattutto da De Veis. 23-21, Pravato, lui uno dei migliori forse di Casalserugo, va al servizio Pravato, è buona la battuta, riesce in qualche maniera a metterla dalla parte opposta, però con qualche difficoltà, poi la palla ritorna, è ancora una ricezione non perfetta del libero, il numero 12 Stefano Fontana, che permette di avvicinarsi a quelli del Casalserugo, e in effetti Roberto Vicentini ne approfitta immediatamente chiamando il time out per parlarci sopra, per vedere un attimo quello che si può fare, quali sono le risoluzioni e le prove da trovare per cercare di portare in porto la nave con la vittoria del primo set, dove la compagine di Legnago ha preso un paio di punti durante la partita e sta cercando di mantenerli. Casalserugo adesso è a -1, quindi 22 per chi batte, 23 per chi riceve, con Pravato al servizio. Pravato la mette dalla parte opposta, ancora un pochino in difficoltà la ricezione di Legnago, la ricezione poi solo in bugger dalla parte opposta, ci mette le mani il numero 21 De Veis, ed è il 24esimo punto per la formazione del volley Legnago. C'è il cambio, fuori De Veis e dentro è il primo cambio che effettua la compagine di Legnago, dentro il numero 8 Matteo Bernardinello, un classe 2003, quindi un giovane che va al servizio. 24-22. Forse aveva toccato la riga, in effetti si lamenta un po' il pubblico, l'arbitro non l'ha vista, la lascia giocare. È il primo set ball che si sta giocando e allora cerca di riportare le cose in parità, o quantomeno che bella questo muro da parte di Casalserugo, che aveva messo palla dalla parte opposta, adesso attacca ancora Edoardo Trovò, che aveva effettuato un bellissimo muro in precedenza e poi adesso è andato a chiudere Edoardo Trovò, il numero 9 classe 92, che mette giù questo pallone, annulla il primo set ball alla compagine di Legnago, e allora 23 per chi batte, 24 chi riceve. Vediamo il servizio. Palla che va, può giocarla Vicentini, che sceglie questo appoggio, il pallonetto, poi si rigioca ancora, la possibilità di andare ad impattare, non riesce a farlo. 25-23, chiude il primo set
la formazione del Volley Legnago, vincendo 25-23 il primo set. Allora andiamo a gustarci tra poco gli highlights musicati che la nostra regia ci passerà. Questi gli highlights che abbiamo visto con i migliori momenti che la nostra regia è andata a catturare per quanto concerne questo primo set che abbiamo visto qui al Palasport di Pieve di Soligo, dove si sta giocando la finale di Coppa Italia maschile per la Serie D. Si laureeranno campioni regionali una delle due formazioni e davanti a noi abbiamo Casalserugo Pallavolo e il Pluvitec Volley Legnago. Diverse sono poi le denominazioni della società, speriamo di aver detto quelle giuste, insomma Pluvitec Volley Legnago e Casalserugo Pallavolo, insomma dovrebbero essere quelle che ricordano le due diciture di squadra. E allora secondo set tra poco, con un primo set finito 25-23 per Verona, diciamo così, per Legnago, un set che non è che abbia entusiasmato particolarmente sotto il profilo del gioco, parecchia emozione sicuramente, parecchie problematiche soprattutto in ricezione, non si è riusciti a far giocare come si voleva, come si pensava gli attaccanti, e quindi qualche problemino lo si è avuto. Qualche problemino in più lo ha avuto Casalserugo, anche se era partito decisamente meglio nel primo set, portandosi in vantaggio di 2 lunghezze. Poi c'è stato invece il sorpasso della formazione del Legnago, che è andata a sua volta a prendersi i 2 punti di vantaggio, poi tenuti fino alla fine. 25-23, ne approfitta dalla parte opposta Roberto Vicentini per parlare con i suoi giocatori in panchina. Inizia il secondo set, buona la ricezione con Pravato che ancora in diagonale cerca la diagonale stretta, ma la palla termina abbondantemente a lato e allora nulla di fatto. 1-0 per la compagine di Legnago, che andrà al servizio adesso. Ecco la battuta, ancora una battuta sbagliata, sono parecchie. Federico Vicentini si scusa con la squadra, cerca
la motivazione con il suo tecnico, e allora dalla parte opposta Costa già pronto per la battuta, è buona questa volta, ancora può giocarla Vicentini, bene questa palla data indietro, molto molto bene, palla nascosta fino all'ultimo, e una bella possibilità di andare alla schiacciata vincente per la compagine di palla che termina fuori, Legnago comunque, palla che è il 2-1. Buona, ancora si deve provare a mettere Pravato nel tentativo di diagonale stretta, ancora non riuscita perché si rigioca, va ancora l'impostazione Costa per cercare di far viaggiare i suoi, nulla da fare. 3-1, prende subito 2 lunghezze di vantaggio la compagine del Legnago Verona, e allora con Segala al servizio Legnago, è buona, deve correre, deve fermarsi, Pravato ancora, questa volta la mette in mezzo al campo e allora può andare dalla parte opposta in lungolinea, questa volta mette a terra un bel pallone, nulla può Stefano Fontana per cercare era Thomas Fabian che non è riuscito a rigiocare questo pallone. Allora quarto punto per Verona, Legnago che adesso non riesce a far passare il pallone, Pippo Segala proverà a portarsi sotto Riccardo Pravato con maglietta numero 2, pronto alla battuta al salto, la mette dalla parte opposta delicatamente, all'attacco invece non tanto delicato di Legnago che mette giù con Mattia Cristofoli, prende un buon vantaggio, già 3 lunghezze di vantaggio, 5-2, giro del libero, rientra il numero 12 Stefano Fontana, va al servizio De Veis, palla che viene messa in rete e allora rientra il libero e fuori De Veis che deve ascoltare le motivazioni e i rimproveri del suo tecnico mentre ritorna in panchina. Sartorato al servizio sul 5-3. Ancora l'attacco buono, però Costa può giocarla dalla parte opposta, che brutta palla, che brutto, era troppo bassa questo tentativo di Berzaghi di mettere palla dalla parte opposta, giro del libero ancora, rientra Thomas Fabian e allora Legnago che guadagna un altro punto, 6-3. Costa per il tentativo di mettere a terra non riuscito, ci prova dalla parte opposta e ci riesce un po' il mattatore adesso di Legnago, il numero 7 Mattia Cristofoli, che sembra aver trovato il passo giusto, fuori Berzaghi, fuori il numero 12 Berzaghi e dentro il numero, vediamo, Berzaghi, capitano tra l'altro della formazione, non è partito bene in questa gara, sta soffrendo ed è la seconda sostituzione che subisce, appunto una nel primo, una nel secondo set. La parte opposta può giocare ancora il Legnago e il solito Cristofoli, ancora Cristofoli con una bordata incredibile che va a portare il punto numero 8 in casa Legnago e allora ci prova a dare una scossa, fuori il numero 18 Barison e dentro il numero 10 mi pare, sì, 10 Zennaro, Emanuele Massimo Zennaro, classe 2004, prova a cambiare qualcosa nell'assetto della squadra il tecnico di Casalserugo. E adesso sbaglia, per fortuna di Casalserugo, sbaglia qualcosina anche Mattia Cristofoli che mette il servizio lungo, molto lungo, va alla battuta Michele Convento per il Casalserugo. Convento
il suo caricamento, poi il salto, ed è buona la battuta dalla parte opposta. Vicentini che prova a giocarla ed è buona. È buono, Bissoli. Bissoli ha messo giù palla difficile perché era veramente sotto rete, quindi difficile da giocare, è riuscito in qualche maniera a trasferirla dalla parte opposta, quindi nono punto per Legnago. Poi però butta il pallone sulla rete, quindi nulla da fare Giorgio Bissoli. Ne parla con il suo tecnico mentre va al servizio Federico Tiozzo per Casalserugo, che deve recuperare, deve provare a rientrare in partita. 4 lunghezze di svantaggio, palla che termina lunga, sì, però ci sono gli applausi da parte del tecnico Antonio Casarin per il suo giocatore, che l'intenzione era buona, palla che è terminata lunga un po' troppo e quindi è andata a finire fuori dal campo, dalla parte opposta si rigioca, deve correre il palleggiatore, poi il tentativo di pallonetto riuscito a salvare, che bell'attacco da parte di Filippo Segala, e allora è buono l'attacco ed è vale l'11° punto per la compagine del Legnago, e c'è Casalserugo che chiama il time out, bisogna parlarci sopra, e allora ci sono i due tecnici che provano a parlarci, uno parla con l'intera squadra, il principale parla poi con il numero 4 Federico Costa, che è il palleggiatore della squadra, gli ha suggerito alcune cose, insomma alcuni spostamenti, alcune necessità per trovare naturalmente i punti per rimontare in questo secondo set, che è partito molto male fin già dalle prime battute. 11-5, 11 per chi batte, 5 chi riceve. Il fischio della signora Viabiane Eleonora, e la battuta dalla parte opposta può rigiocarla ancora, il tentativo di diagonale stretta, questa volta riuscita perché non riesce Legnago a murare la diagonale. Eccola qui, molto bella, riuscita con un paio di tocchi, poi aveva tentato in un ultimo disperato tentativo Federico Costa, Giorgio Bissoli, di raggiungere il pallone con i piedi, ma non c'è riuscito. Ancora dalla parte opposta, questa volta prova a riattaccare, lo fa di prima intenzione, palla che viene rigiocata dalla parte opposta, tutti guardano e allora Pravato dice allora la metto giù io, e in effetti ha avuto ragione, perché trova il 7° punto Pravato dopo che la palla ha danzato lì, si era addirittura quasi fermata, e allora Pravato non ci ha pensato due volte, l'ha messa giù dalla parte opposta. Buono, si può rigiocare con Vicentini che va in lungolinea, palla brutta da giocare, e in effetti non c'è riuscito Segala a metterla dalla parte opposta, aveva cercato di evitare il doppio muro che aveva costruito Casalserugo, che prova a rientrare e ci sta riuscendo, ha limato qualche punticino. Ancora l'attacco adesso di Legnago, il muro funziona molto bene, molto bene, e poi c'è Stefano Fontana che tocca il pallone prima che questo termini fuori, e allora c'è il 9° punto raccolto da Casalserugo, che ha fatto vedere che insomma non vuol mollare, vuole rientrare in partita, vuole rientrare in gioco. Sono 2 le lunghezze, erano 6 in precedenza, quindi diciamo bene, una bella rimonta per quanto riguarda il secondo set di Casalserugo, partito con il freno a mano tirato in questo frangente, però adesso insomma sembra che si siano mollati i ragazzi di Casarin. Palla che è già nel campo, va a prenderla Emanuele Massimo Zennaro con il numero 10 per Casalserugo, batte 9, risponde 11. Vediamo questa battuta al salto, portata di là senza grossi problemi, e Patemi Danino in effetti può giocare con
tranquillità De Veis dal centro senza che nessuno gli contrasti il tiro, l'ha schiacciata, e allora c'è il 12° punto per la formazione di Legnago. Ci prova Vicentini adesso a provare ad allungare nuovamente. Vicentini dalla parte opposta può ancora giocare, buono il muro, è buono il muro di Legnago, è un muro a 1, vediamo se abbiamo l'immagine, eccola qui, vediamo questa alzata, sì, un muro a 1 ancora, è bravo, ha messo le mani forse un pochino troppo aperte, però ha avuto la fortuna che il pallone cocciasse contro le braccia, e quindi buono il tentativo riuscito appunto di andarsi a prendere il punto. Ancora il diagonale di Trovato, che questa volta viene rigiocato dalla parte opposta, può ancora andare all'attacco dal centro, ma si rigioca. Buona la difesa, stavo dicendo. Un po' di confusione con questa palla che adesso va tra le mani o cerca di andare. Il Bagher che in difficoltà riesce in seconda battuta a passare dalla parte opposta. Quanta confusione in questo scambio, non molto bello. Allora ci prova dalla seconda linea, ci ha provato a chiuderla Bissoli, però ha tirato un missile che è volato lontano dalla linea del campo, e allora per Casalserugo fuori il numero 13 Convento, e allora c'è la sostituzione ancora per Convento, battuta per Casalserugo. Vediamo cosa nasce da questo pallone agevolato dal nastro, passa dalla parte opposta, e allora attacco ancora, un po' di difficoltà, si gioca con il muro 2, la palla viene rigiocata dalla parte opposta, no, ma l'arbitro aveva già fischiato, aveva già fatto segno che era tutto ok. Lo possiamo rivedere anche nella nostra immagine. Questa è la fase finale, appunto, quando il pallone aveva già toccato terra, quindi niente da fare. 14-10 per la compagine di Legnago, che adesso va a trovarsi direttamente un ace con il numero 2, scusatemi, Segala, che va a portare in casa il numero 15-10. Altrettanto la ricezione, difese molto farraginose, lo vediamo qui. Questa difesa qui non puoi farci nulla perché la palla arriva dalla parte opposta, troppo facile metterla giù, e quindi nessun problema per Legnago, che totalizza il suo 16° punto, 16-10 per 16 per chi batte, 10 per chi riceve. Allora la battuta è buona, la ricezione è altrettanto, può provare a giocare questo attacco, ancora sempre lui, Pravato, che va a mettere giù un pallone molto bello, molto interessante. Lo vediamo nella zona finale, eccola qui, trova le mani del muro, mani e fuori, con palla che quindi va a portare in casa Casalserugo il punto numero 11. 16-11 porta a -5 la compagine di Casarin. Secondo set, buona. Vicentini ancora si gioca questo diagonale, trovato questo pallone brutto, Pravato non l'ha trovato proprio il pallone, o meglio lo ha messo in Bagher, un Bagher che è terminato abbondantemente a lato. 17° punto per Legnago, anche qui si spreca con De Veis questo pallone, giro del libero, quindi fuori De Veis e dentro il libero Fontana. Molti gli errori, lo abbiamo sottolineato, in fase di ricezione e in fase di battuta anche. Buono, questo attacco è buono del solito Botez, che porta a casa un altro punto per il suo bottino personale e per il bottino anche della sua squadra. 18-12, torna a 6 lunghezze di vantaggio la compagine di Legnago, dopo che ha avuto un piccolo
cedimento, diciamo così, nel secondo set, quando ha subito il ritorno di Casalserugo, poi subito rintuzzato dalla compagine veronese, che è ritornata a mettere 6 punti, 6 lunghezze di vantaggio davanti ai giocatori di Casalserugo. Squadre che ritornano in campo, si va alla battuta con il numero 7 Mattia Cristofoli. E allora Cristofoli, 18 per chi batte, 12 chi riceve. Cristofoli mette dalla parte opposta, Prevato poi può provare l'attacco, il muro a 2 aveva funzionato, però palla che termina fuori con Botez e Bissoli che avevano bloccato l'attacco, ma la palla poi è terminata fuori dal campo. E allora 13° punto per Casalserugo, che non molla, cambio ancora per Casalserugo, fa uscire il numero 4 Costa, va al servizio. 18-13. È buono, la battuta violenta, qualche difficoltà, però in Bagher si riesce a mettere una palla dalla parte opposta, poi ancora un errore di Edoardo Trovò in Bagher, nulla ha potuto Costa cercare di rigiocare questo pallone, nulla di fatto. È buona, vediamo. No, l'arbitro dice che è fuori. Dalla nostra postazione sembrava dentro, di pochissimo, ma sembrava dentro. Vediamo se riusciamo a... no, non riusciamo a vederla. E allora va 19° punto per la compagine di Legnago, e al servizio c'è Cristofoli. Scusatemi, siamo con Casalserugo al servizio con Federico Tiozzo. Passa la palla, fortunato, perché aveva sbattuta contro la rete. Ancora può giocarla, deve correre. Aia, che brutta questa palla messa lì. Poi c'è l'invasione, c'era Carisi che aveva cercato di rigiocare questa palla. Carisi che ha sostituito il palleggiatore titolare Federico Costa. Carisi ha cercato di giocare questa palla, ma troppo radente, troppo rete, quindi difficoltà nel poterla giocare. Siamo al 20° punto per quanto concerne le due squadre e il secondo set. Cambi anche da parte della compagine di Legnago. Buona l'indirizzo di questa palla, può rigiocarlo in seconda linea, un po' di confusione. Poi ancora in Bagher dalla parte opposta, il Bagher anche di Casalserugo, e poi l'attacco per cercare di concludere con Pravato che non mette giù, questa volta dal centro. È una doppia fischiata eccola qui, palla che non è uscita proprio per niente, insomma qualche problemino l'aveva. Va a parlarci Riccardo Pravato su questo fallo. Insomma ci stava tutto, anche secondo me questa palla non uscita bene dalle mani del palleggiatore Carisi, Alessandro Carisi. E quindi 21° punto per la compagine di Legnago. Prova l'attacco, il muro funziona, però non rimane dentro la palla. Era buona la posizione però di Carisi e di Zennaro, che avevano bloccato questo attacco. Palla però che è terminata fuori, quindi 22° punto per la compagine di Legnago, che si avvicina alla vittoria del secondo set. Vediamo la battuta, è buona,
può giocarla senza problemi, prova su Pravato che tutti si aspettavano nuovamente il tentativo di diagonale, invece ha provato una palletta, non un vero e proprio pallonetto, insomma la palla è andata a terra, raccoglie un 15° preziosissimo punto per la formazione di Casalserugo, che va alla battuta in difficoltà alla ricezione, un po' di difficoltà e un po' di confusione tra Bissoli e Fontana, che la prendo io, la prendi tu. Non l'ha presa, anzi l'ha presa soltanto Bissoli con un braccio, ma l'impatto è stato violento ed è terminato fuori. 22-16, ancora può giocare Vicentini, l'attacco di Segala che costringe il muro, tra l'altro ancora una volta ben piazzato, lo vediamo in questa ripresa, eccoli lì, muro a 2 trovato, però palla poi che termina sul fondo campo, nulla da fare. 23° punto per la compagine di Legnago, che va al servizio, ma che viene chiamata out, e in effetti è così. 17° punto per Casalserugo, che prova a rimanere in partita. Alessandro Carisi, che ha sostituito il palleggiatore titolare. Carisi, vediamo il servizio. Lunga. Sono palle che in questo momento non bisognerebbe sbagliare, e in effetti 24-17 arriva il primo set point per la compagine di Volley Legnago, e allora vediamo con questo primo set point. Buona, si rigioca, Casalserugo prova ad andare a punto e ce la fa. Il solito Riccardo Pravato, sicuramente uno dei migliori della sua compagine, annulla il primo set point, e allora c'è il secondo set point, ma c'è la battuta prima di Pravato per Casalserugo. Bisogna metterla dalla parte opposta, palla alta e palla che non passa. 25-18 ancora una volta per Verona, per Legnago, che si aggiudica anche in questo caso il secondo set, e anche in questo caso mi sento di dire che è meritato, nonostante ci siano stati parecchi errori, lo ripeto come abbiamo detto in precedenza, parecchi errori in fase di ricezione, in fase di battuta, e un po' la tensione, un po' la paura. Adesso stanno passando proprio sotto la nostra postazione i giocatori di Casalserugo, che sono abbracciati Pravato e Trovò, che cercano di risollevare il morale a tutti, anche perché insomma Pravato è stato sicuramente uno dei migliori della sua squadra. E allora ci fermiamo per un attimo, ancora gli highlights del secondo set.
E allora abbiamo visto da parte della nostra regia gli highlights di questo secondo set. Dobbiamo dire, e lo abbiamo sottolineato anche prima, partita che è dalla parte appunto di Legnago, però due compagini che vuoi un po', insomma, il clima anche qui dentro parecchio caldo quest'oggi, perché il pianto di Pieve di Soligo è in una posizione battuta dal sole e fa parecchio caldo, quindi i giocatori risentiranno anche di questo chiaramente. Vi ricordo che siamo adesso pronti ad entrare in diretta nuovamente per il terzo set e vi ricordo i parziali del primo e del secondo set vinti entrambi da Legnago per 25-23, 25-18. Inizia il terzo set con la prima battuta di Casalserugo e il primo attacco del solito Cristofoli, che va a mettere a terra il primo punto del terzo set. 1-0. Parte subito con l'acceleratore a terra, manetta, e allora ci prova Vicentini adesso a mettere palla dalla parte opposta, prova a giocarla ancora Casalserugo con il solito Pravato, difficoltà alla ricezione del volley Legnago, poi il pallone va giù dalla parte opposta, palla che fa arrabbiare un po' il tecnico Antonio Casarin con i suoi giocatori, aveva qualcosa da dire. Va Costa alla battuta, il pallone non passa, quando vi ho detto che gli errori sono stati moltissimi dalla zona 1, dalla battuta e dalla ricezione, dalla difesa, insomma ne abbiamo avuto la conferma anche adesso, qualche difficoltà c'è. Ha voluto forzare questo pallone, sorride in effetti il giocatore del volley Legnago, era Filippo Segala che ha forzato la battuta, è andato giù pesante, però palla che termina fuori. 2-2 il parziale nel terzo set che si sta giocando qui al Palasport di Pieve di Soligo, valido per la finale regionale di Coppa Italia. È buono l'attacco di Legnago, ancora una volta un diagonale che non lascia scampo, lo vediamo in questo replay, eccolo qui. Sì, buona, l'aveva lasciata andare Pravato pensando che fosse lunga, invece la palla è terminata all'interno del parquet. 3-2 per Legnago che va al servizio, ricezione e prova l'attacco, c'è il tocco a muro a 1 del numero 11 Botez, che c'era lì davanti all'altro numero 11 Sartorato che gli ha sparato addosso. 3-3, situazione di parità, palla che termina quindi adesso tra le mani di Sartorato che va alla battuta. Sì, ci sta, e allora può lavorare con questo pallone bene, perché poi quando insomma riescono a ricevere e a fornire, eccolo qua, guardate, ricezione, tra l'altro anche fortunata, perché la ricezione è stata a braccia aperte, a braccia sventagliate, è riuscita a darla al suo palleggiatore, in qualche modo la parte apposta, però vedete ancora anche da parte di Legnago troppe battute sbagliate che fermano un po' il buon momento. 4-4, Casalserugo al servizio. E ancora una battuta che termina in rete. Era Trovò che non ha trovato, giochiamoci su questo nome, non ha trovato il colpo. Giorgio Bissoli al servizio, questa volta è buona, Trovò dalla parte opposta in bagger ma con qualche difficoltà, ancora in bagger, Trovò dalla parte opposta, quindi non può attaccare la formazione di Casalserugo.
lo fa molto bene il volley Legnago, però altrettanto bene c'è stato il muro, il tentativo, aveva tentato il pallonetto dalla parte di Casalserugo, poi il bugger volante, lo vediamo, eccolo qua, guardate il 7, guardate, eccolo qui che arriva e ci mette il braccione, la palla va giù dalla parte opposta, se ne accorge tardi anche lui perché pensava magari che fosse andato fuori, invece pallone dentro, 6-4 con questa palla forzata ancora in battuta da parte del numero 4 Giorgio Bissoli, palla che termina fuori, c'è il quinto punto per Casalserugo, che prova sempre a ricucire lo strappo che subisce inizialmente, poi però non riesce a mettere la freccia e a sorpassare e a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Palla ancora giocata, palla che rimane dalla parte di Legnago, l'attacco violento ancora una volta, sì, buono Filippo Segala, sicuramente Segala, Botez e poi lo stesso Vicentini in palleggio sono stati quelli che hanno trascinato insomma maggiormente la formazione del Legnago. Buona la battuta? Sì, con Trovò che ci mette il braccio, poi il pallonetto di Pravato, Riccardo Pravato che risponde di par suo dalla parte opposta andandosi a prendere il sesto punto, fuori il libero, dentro il giocatore che va a sostituire nel giro del libero è il numero 11 Sartorato. Vicentini, pallone che tocca il muro, poi vola bene con un braccio, era riuscito a salvare questo pallone, arrivano gli applausi del coach, del tecnico di Casalserugo per il suo giocatore perché è stato bello il gesto tecnico, purtroppo palla che non è stata salvata, palla che non è riuscita ad andare dalla parte opposta e allora si rigioca ancora con Pravato, sempre lui, e va a mettere sul muro, mani fuori per il numero 21 De Veis che tocca il pallone ma la palla termina fuori, eccola lì, e quindi nulla da fare. 8-7 con Casalserugo che con Costa va al servizio. Bene, Vicentini, attacco, prova a rispondere in bugger il servizio, non ha potuto fare granché dalla seconda linea, ci prova invece violentemente ma viene rigiocato, provato ancora il tentativo, poi nulla da fare. 4 tocchi, vediamoli, questa è la fase finale, 1, 2, eccoli lì, 9-7 la situazione nel terzo set per la compagine di Legnago che è avanti di 2 lunghezze. Buona. Sì, altrettanto bene questo gioco del solito Pravato, il solito Riccardo Pravato che va a prendersi un punto interessante, l'8º punto, riduce a -1 il distacco, lo svantaggio della sua compagine, poi è fortunato, la palla passa dalla parte opposta e allora il pallonetto si rigioca ancora con il tentativo di attacco di Casalserugo, non messo a terra nemmeno in questo caso, e lì bisogna chiuderle queste palle perché se si continua a giocare in questa maniera, parte opposta in bugger. Adesso vediamo Casalserugo cosa offre. Oh, finalmente ha offerto un'ottima palla a Sartorato, giocata bene con qualche difficoltà da ambo le parti, da ambo le squadre, però poi avete visto, eccola qui l'attacco e poi dal centro va a smanacciare dalla parte opposta il 9° punto che dà la parità a Casalserugo nel terzo set. Passa ancora la palla con un po' di fortuna toccando la rete, attacco vincente, no, palla era fuori, se abbia toccato la stina o cosa o è passata, vediamo se riusciamo a vedere da questa nostra immagine al replay. Vediamo, ha toccato l'asta, quindi 10° punto per Casalserugo che balza in testa, basta un punto di vantaggio nel terzo set per Casalserugo,
ci prova, ci crede, Pravato anche dalla seconda linea, fa tutto lui, fa tutto Pravato, perché effettivamente adesso il tecnico Roberto Vicentini ferma i suoi, vuole provare a parlarci sopra un attimino e vuole soprattutto spezzare il momento d'oro di Pravato, che ha trascinato al vantaggio e al doppio vantaggio in questo caso la sua formazione, il Casalserugo, che adesso conduce 11-9 nel terzo set, dopo che i primi due sono stati appannaggio del Legnago per 25-23 il primo, 25-18 il secondo, quindi 2-0 per il parziale. Si sta giocando il terzo set di questa finale di Coppa Italia di Serie D. Ci si gioca la fascia di campione regionale, poi insomma chi vince la partita di oggi rappresenterà il Veneto contro il Friuli Venezia Giulia, e poi insomma si andrà avanti ancora fino al 26-28 luglio con l'ultima settimana organizzata proprio dalla FIPAV, Comitato Regionale Veneto Treviso e Belluno, a Montegrotto Terme dal 26 al 28 luglio per giocarsi le fasi finali di questa manifestazione. Ancora una bella bordata a far capire che Legnago è sempre lì, attento. E allora 10-11, 10 per chi batte, 11 per chi riceve. Va De Veis al servizio per il Legnago. Attende il fischio dell'arbitro, De Veis la mette dalla parte opposta, può giocarla ancora bene, però la palla poi termina fuori. Un attacco sbagliato di Sartorato, mi pare di aver visto, palla che termina, aveva cercato il lungolinea, palla che è terminata fuori, e De Veis chiede lumi al suo tecnico che era vicino a lui. Può rigiocare ancora, attacca Casalserugo, questa volta si fa perdonare Sartorato, mette giù questa palla che non riesce a giocare, che non riesce a rigiocare la compagine di Legnago. Deve provarci per riaprire la gara Casalserugo. Servizio, palla che va. L'attacco è altrettanto buono, ma voleva un'invasione a rete il numero 11 di Legnago, Botez. Secondo lui c'è stata l'invasione del muro di Casalserugo, non per il primo arbitro, che ha dato il 13° punto alla compagine di Casalserugo, che va al servizio. Poi in difficoltà in ricezione, poi ancora Botez che conclude adesso andando a pescare un tocco a muro, e poi un tentativo di rigiocare da parte di Costa non riuscito, e allora niente da fare. 13-12, quindi 12 per chi batte, 13 per chi riceverà. Eccola qui la ricezione del libero di Casalserugo, prova a giocare l'attacco finalmente con un po' di pulizia nei tre tocchi, insomma, ricezione, l'alzata e poi la schiacciata. Insomma, questa è la cosa basilare nel volley, sia esso maschile che femminile. Insomma, se riesci a farlo nella maniera più pulita hai la possibilità di andare a punto. Ma l'ennesima battuta sbagliata per Edoardo Trovò costringe ancora ad arrancare il Casalserugo, che mantiene un punticino di vantaggio, 14-13 nel terzo set. Battuta per Legnago, adesso vediamo, è una battuta che passa dalla parte opposta, può giocare l'attacco con la possibilità di chiudere, invece non lo fa, allora offre ancora questa possibilità, guarda un po', la offre a Botez, mi pare. No, era Segala, andava da Botez a Segala, insomma, perché sono loro che avranno il tabellino più gonfio per quanto riguarda i punti questa sera. Ne ha approfittato Roberto Vicentini per parlare con la panchina in questo caso. Difficoltà di ricezione da parte di Casalserugo, poi il muro funziona, un po' di confusione, tanta confusione, prova il pallonetto lungo che riesce in qualche maniera a far giocare, poi ancora lui
ancora Segala che ha messo la freccia, sorpasso, 15-14, passa nuovamente in vantaggio la formazione del Legnago. Abbiamo visto le immagini anche nel nostro replay, l'ennesima battuta sbagliata per quanto riguarda anche la compagine di Legnago, con Bissoli che scaraventa il pallone in rete, regala il punto del pareggio 15-15 a Casalserugo, che ci prova ancora una volta dalla parte opposta, ricezione con qualche difficoltà, poi la mette in bagger e allora l'attacco che stava quasi per toccare terra, poi tutti guardano, e se fai guardare così al centro ad uno come Botez, insomma, difficilmente ti perdona. Guardate questa ricezione che arriva dalla parte opposta, troppo facile per Botez metterla lì e chiudere il discorso. 16-15, un punto di vantaggio per la formazione di Legnago, che va al servizio, può rigiocare Casalserugo, l'attacco di Pravato in lungolinea, questa volta lo trova il punto molto bello in lungolinea, ha dovuto variare, meno male, perché ormai avevano capito qual era il movimento e il punto migliore di Pravato, cioè quella in diagonale. Adesso invece è andato in lungolinea, palla che è andata a terra per il punto. Bravo, bella palla di Federico Vicentini, che ha visto il buco dalla parte opposta della rete e l'ha messa giù con la mano. 17-16, ancora in vantaggio di un punto Legnago nel terzo set. Può giocare l'attacco di Pravato che smanaccia questo pallone, non era niente. Dalla parte opposta invece ci prova con più decisione, ma funziona il bagger anche per Pravato. C'è il sì, è buono, c'è il diagonale buono di Pravato che si ritrova. 17-17, 17-17, situazione di parità ancora. Casalserugo che non vuole abbandonare il campo e allora ci riprova, si rigioca con Vicentini, sempre lì il pallone. D'altra parte hai delle bocca di fuoco notevoli come Botez e come Bissoli o come Cristofoli, che sicuramente hanno fatto lavorare molto la ricezione e la difesa della Casalserugo. Va al servizio 18-17 Legnago, buono, si può rigiocare e adesso l'attacco di Trovò che trova il muro di Cristofoli che gli dice di no, non si passa, e allora c'è Antonio Casarin che chiede il time out per vedere di spezzare un po' il ritmo di gioco e il buon momento nel terzo set di Legnago. Spezza il gioco cercando di parlarci sopra, la squadra che ha avuto un po' di problemini, insomma era riuscita anche in questo terzo set a rimontare e a portarsi in vantaggio, poi ha nuovamente subito la forza maggiore, soprattutto sulle bocche di fuoco di Verona, di Legnago, che ha portato a 2 punti di vantaggio, 19-17 il punteggio nel terzo set. Pronto alla battuta, si attende il fischio dell'arbitro che arriva puntuale e allora può battere Legnago. Palla che termina lunga, 19-18, esce il pallone battuto da Segala, pallone che va oltre la linea del campo e allora ci prova Pravato dalla parte opposta a replicare. Pravato è buono, lo ha visto anche l'arbitro. Ace, palla che va a terra, palla di Pravato importantissima perché vuol dire
19° punto e vuol dire parità nel terzo set. Adesso ci deve provare, adesso ci deve credere Casalserugo, altrimenti dai spazio alla formazione. Ha cambiato, non ha voluto sparare, ha provato a giocare un off, niente da fare, perché poi il tentativo di rigiocare riesce benissimo alla formazione del Legnago, e allora ancora lui, ancora Mattia Cristofoli che mette a terra il pallone. Va De Veis adesso in zona 1 in battuta per quanto riguarda la compagine di Legnago. C'è il cambio, fuori De Veis, allora entra Bissoli e fuori De Veis. Vediamo se cambia qualcosa. Bissoli al servizio, buona la palla, in difficoltà ancora la ricezione di Casalserugo, poi dalla parte opposta prova un pallonetto con scarso successo in bugger, perché si può giocare ancora, e allora ci prova e forse c'ha ragione, no, riescono a ricucire, bravi dalla parte opposta, si gioca ancora Casalserugo che non riesce di prima intenzione a mettere giù questo pallone, un'occasione d'oro persa, si scivola anche sul parquet, mette giù, può rigiocare ancora, il tentativo di schiacciata, questa volta è riuscito, non tiene il muro di Verona, di Legnago, e c'è l'attacco vincente, lo vediamo, eccolo qui nelle nostre immagini, l'attacco vincente, vedete le mani, le dita dei due muratori, diciamo così, che sono andati a cercare di bloccare l'attacco di Casalserugo, non riuscito, e Casalserugo è ancora vivo. 20-20, terzo set, attenzione, palla che va, prova a giocare, bravo Vicentini che offre un pallone interessante a Botez, che deve solo spingerlo dalla parte opposta, e allora fuori il numero 7 Cristofoli ed entra Bernardinello, Matteo Bernardinello. È un cambio che abbiamo visto già in precedenza nel precedente set. Bernardinello al servizio, 21-20, una lunghezza di vantaggio per la compagine di Legnago. Attacca Casalserugo, blocca tutto e chiude il muro, ancora anche superato il muro di... sta giocando bene adesso la compagine, sì, più libera, più tranquilla, sta giocando meglio sicuramente la formazione del volley Legnago, che ha trovato due buoni muri, due buone chiusure, ha provato a rigiocare questa palla e ci è riuscito. 22° punto per la compagine di Legnago, e allora non ci sta Antonio Casarin, vuole ancora una volta bloccare il buon momento dei veronesi e chiama il time out per la sua squadra, deve dire qualche cosa, ne approfittiamo e ne approfitta anche il pubblico per dissetarsi, ve lo confermiamo, fa parecchio caldo all'interno di questa bellissima struttura pievigina, che ha l'unico neo forse di essere al sole completa, e quindi quando le giornate sono calde e soleggiate come queste, insomma, all'interno non è che si stia freschissimi, lo dobbiamo dire. Si gioca 22-20, terzo set, finali di Coppa Italia Serie D, si gioca per la fascia di campioni regionali tra Casalserugo e Legnago. Bernardinello al servizio, sul 22 per chi batte, 20 per chi riceve. Bruttissima ricezione che complica le cose. 23° punto per la compagine di Legnago, che ormai vede il traguardo lì vicino, deve stare attenta però, perché Casalserugo ha sempre dimostrato di non mollare fino all'ultimo. Bernardinello, buona ricezione questa volta che funziona, può attaccare dalla parte opposta, sfiora la copertura e poi c'è il muro perfetto, molto molto bello, della compagine di Casalserugo. Guardatelo qui in questa replay, messi bene, molto bene questa volta i due giocatori di Casalserugo, che dicono di no alla schiacciata, e allora ci provano a rimontare ancora
seconda linea che va sul bugger maldestro che non è riuscito a girare verso il campo, palla che termina fuori. 24-21, cambio ancora, fuori Bernardinello, dentro Cristofoli, e allora 24-21 vuol dire primo match ball per la formazione di Legnago. È un po' di confusione, ormai non ci siamo più nemmeno con la testa, penso, dalla parte di Casalserugo, che guarda questa palla che va. Però attenzione, perché ve l'ho detto, Casalserugo, pur non giocando benissimo, è sempre riuscita a rimanere là, e in effetti adesso Vicentini in mezzo al campo sta dicendo ai suoi: calma, tranquilli, giochiamola, vediamo che cosa si può fare, senza la frenesia di chiudere subito. 24-22, ancora la parte opposta, Vicentini che allora sceglie di andare su chi gli ha dato fiducia per tutto il match e la formazione di Legnago vince il trofeo, vince la finale di Coppa Italia di Serie D con il punteggio di 3-0. Un punteggio di 3-0 per quanto riguarda la compagine veronese del Legnago, che porta a casa questo trofeo. Difenderà adesso la Regione Veneto contro il Friuli Venezia Giulia, e poi vedremo se andranno avanti in quel di Montegrotto dal 26 al 28 luglio. Cosa possiamo dire di questa gara? Una gara vinta sicuramente dalla squadra che ha dimostrato di avere qualcosa in più, sicuramente, pur non giocando oggi al massimo, pur non giocando benissimo, tanti gli errori anche per entrambe le squadre, per quanto riguarda ricezione e soprattutto per quanto riguarda battute da zona 1, però qualche cosa in più, insomma, qualche bocca di fuoco maggiore ce l'hanno questi giocatori, questa squadra di Verona, di Legnago. E allora questa è la fase più brutta, diciamo, di una finale, no? Quella che vede i ragazzi e la squadra felice, quella che ha vinto naturalmente, ed è il Legnago, mentre Mogi dalla parte opposta, quasi subito con la volontà di andarsene dal campo, di lasciare il campo e di non pensarci più, per quanto riguarda Casalserugo, che ha perso quindi 3-0. Lo ripeto, vince la formazione della Pluvitec Volley Legnago 3-0 sull'USD Casalserugo Pallavolo, o Pluvitec Volley, con la Pluvitec che andrà a difendere adesso il Veneto nella lotta contro il Friuli Venezia Giulia. Vediamo che i ragazzi della formazione del Legnago vengono chiamati a bordo campo per gioire naturalmente con i tifosi. Stiamo osservando dall'alto, non so se effettueremo noi e faremo vedere le premiazioni, perché infatti me lo comunicano dalla regia, dobbiamo correre perché adesso ci sono anche i problemi di sanificazione del campo e delle varie attrezzature, perché tra un'ora, tra qualche cosina, un'ora e mezza, si giocherà la partita valevole per la finale di Coppa Italia Serie D femminile, quindi vedremo due squadre femminili in campo. È tutto per il momento, linea alla regia.